Le giornate del Festival del Cinema con Cecilia Donadio. Una Sorrento in festa ha accolto la 36esima edizione delle giornate professionali del cinema, incontri ravvicinati con i film e con i protagonisti del grande schermo in programmazione nei prossimi mesi. Questa sera al Teatro Tasso la cerimonia di consegna dei biglietti d'oro per i film più visti della scorsa stagione. Primo in classifica il fenomeno Checco Zalone, ma c'è anche il nostro Alessandro Siani con il suo Principe abusivo. Sono loro i nuovi blockbuster che provano a far uscire il cinema italiano dalla crisi. Dovrebbero essercene di più ogni anno perché portano tanti spettatori in sala che magari non vanno nel resto dell'anno. Sono delle commedie molto popolari e servono anche a ravvivare una quota di mercato del cinema italiano che ha degli alti e dei bassi. Il cinema italiano prova a uscire dalla crisi cercando proprio le storie giuste da raccontare. Se c'è una cosa che ho imparato è che le uniche cose che funzionano sono le storie e i personaggi inseriti nelle storie. Quindi dobbiamo mettere a servizio le cose che vogliamo raccontare dei nostri personaggi e delle nostre storie. Io penso che quei 4 faccioni là dietro raccontano una storia e dentro una storia si raccontano loro.